Presidente, questa è una materia che anche lei, a cui lei sarà interessato. Stiamo parlando dei contributi per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, perché noi a dicembre con la legge di stabilità abbiamo fatto una norma comunque diciamo importante, che prevedeva anche lo stanziamento di risorse per 1 milione di euro a favore dei cittadini che saranno in qualche modo anche costretti ad allacciarsi alla rete fognaria pubblica. Siccome c'è un regolamento da emanare e la legge prevedeva appunto 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità, chiedevamo quando verrà approvato, proprio perché sono molti i cittadini che ci chiedono sia informazioni su questo regolamento, sia ovviamente manifestano le loro preoccupazioni per quello che potrà essere. Ricordo all'assessore, ma dopo eventualmente vediamo anche rispetto alla risposta che riceveremo, che comunque il 1 milione di euro previsto dalla legge di stabilità è previsto per il 2017. Sarebbe importante anche capire, anche ovviamente grazie ai gestori che stanno mandando le lettere, poi in alcuni casi diciamo con sempre più insistenza, quanti effettivamente cittadini potranno essere coinvolti, se i soldi messi in legge di stabilità sono sufficienti o se sarà necessario in qualche modo intervenire magari anche già in assestamento. Grazie. Parola all'assessore. Allora, pregiatissimo consigliere, con riferimento alla sua IRI 587, dalle informazioni fornite dal servizio competente risulta che la bozza di regolamento è in avanzata fase di predisposizione. Non è stato possibile rispettare il termine previsto dalla legge regionale 25 del 2016, 90 giorni che lei appunto ha citato, poiché la materia da trattare ha reso necessari specifici approfondimenti con i gestori del servizio idrico integrato e la consulta d'ambito, al fine di calibrare i criteri di assegnazione dei finanziamenti sulla base delle realtà presenti negli agglomerati interessati. Si presume che a breve potrà iniziare l'iter amministrativo del regolamento, che prevede anche l'esame da parte del Consiglio delle Autonomie Locali. In relazione ai criteri per la determinazione del contributo, l'orientamento è quello di commisurarne l'entità ad un'aliquota della spesa ammissibile accertata e fino a un massimo stabilito. Il criterio prevalente è l'infrazione UE, come indicato dall'articolo 4,6 della legge appunto 25/2016. La scelta in generale dei criteri oggettivi e soggettivi risulta essere particolarmente complessa e necessita pertanto, come detto, di questa fase di approfondimento. L'erogazione dei fondi verrebbe fatta direttamente dai comuni interessati sulla base di una graduatoria risultante dall'applicazione dei requisiti approvata dalla Giunta regionale. Grazie. Sergo? Sì. Ovviamente non mi aspettavo una data con un giorno e l'ora dell'approvazione, però non ho ottenuto neanche un'indicazione di massima, se non a breve. L'iter comunque autorizzativo deve ancora iniziare, siamo in fase di bozza e va bene. L'unica cosa, Assessore, visto che appunto sono coinvolti anche gestori e quant'altro, si tenga conto di questo, cioè è inutile, no, nel senso che è inutile che i gestori continuino a mandare lettere ai cittadini indicandogli che devono ottemperare a qualcosa se non abbiamo neanche un regolamento regionale che poi dovrebbe in qualche modo aiutarli e anche tante volte decidere poi che tipo di lavori devono fare, perché in questo caso allacciarsi alla rete fognaria ovviamente è diventato un obbligo, ma non lo era quando sono state costruite le case, non lo era quando quei cittadini hanno pagato gli oneri di costruzione per l'urbanizzazione, che poi non è stata fatta evidentemente se dobbiamo metterci noi i soldi a livello regionale e anche a volte statale per fare quel tipo di opere, per cui proprio quelli che c'entrano meno in questo caso sono i nostri cittadini. E ovviamente anche perché se qualcuno li ha autorizzati a realizzare le case in quel modo, chiaramente avevano le loro ragioni. C'era, come detto, mi auguro che si arrivi quanto prima a una definizione del regolamento e più che altro si arrivi a capire se quel 1 milione di euro è sufficiente o meno, perché poi questo problema lo eventualmente affronteremo anche già a luglio con l'assestamento di bilancio o comunque in dicembre con la finanziaria. Grazie.